Aspetta, allora allargo. Quello è più bello però, Vai. È la parte bella. Vai. Allora, Fabrizio Verona è uno dei cittadini qui che si trova proprio a 2 metri dal progetto Comunità Aperta. Come sai, insomma, i temi che trattiamo noi, diciamo, in questi anni noi siamo qui da circa 15-20 anni. Come ti sei trovato? Ci sono stati dei problemi di ordine pubblico? Avete mai avuto qualche problema? No, assolutamente non abbiamo avuto nessun problema, anzi c'è una convivenza tranquilla, Progetto Comunità Aperta. tutto tranquillo, niente, tutto a posto. Anzi stanno facendo un bel lavoro, anche so che fanno anche altre attività. Il tuo rapporto con gli operatori insomma è stato Buonissimo, tutti i rapporti operatori, persone molto socievoli, molto Tu dovessi fare un appello al comune, cosa diresti? questo progetto va portato avanti assolutamente come una cosa utile per la società. Poi la cosa che mi meraviglia è che sia un comune di sinistra che dia le gambe a questo progetto. La sinistra è sempre stata, per queste cose, è sempre stata attiva. Vabbè, va detto che il tema tossicodipendenza è un tema trasversale, no? Non è né di destra né di sinistra. Di certo noi ci saremmo aspettati maggiore attenzione da parte di questa amministrazione che sappiamo che versa in situazioni finanziarie strane, però voglio dire, io credo che qualcosa di più potrebbe fare, quindi vi facciamo l'ennesimo appello al comune. Quando vogliono lo trovano. Quando vogliono le trovano. Ok.